Bentornati signore e signori, io sono Franco Nusinas e siamo finalmente insieme per disquisire della prima partita del nostro Cagliari in questa nuova stagione di Serie A, che alla fine, dopo lunga attesa, dopo tutta questa voglia, questo muschiaggio che ci si era creato addosso in attesa dell'inizio di questo nuovo primo fischio di calcio d'inizio, si è presentata ieri in tutto il suo fomento. Abbiamo giocato contro la Roma, è stata una partita che alla fine, come per tutte, quasi tutte in realtà le altre partite che si sono giocate fino ad adesso, contate che io sto registrando subito dopo la partita, vedete questo video lunedì mattina lo pubblicherò. Tutte le altre partite che si sono giocate, quasi tutte, insomma, sono state a dei ritmi sufficientemente, abbastanza almeno, bassini ancora. Tant'è che ci sono una quantità quasi inesauribile di pareggi e le uniche partite che ho visionato così un po' velocemente, perché è impossibile guardarle tutte, insomma, ma non devo fare solo quello, dove effettivamente c'è stato un gioco preponderante che ha portato poi alla vittoria dell'una o dell'altra, sono state effettivamente quella dove ha giocato la buona Lazio, questa nuova versione, diciamo, questa Lazio 2.0 del post Sarri, da un lato, che ha giustamente, direi anche con merito, dato una bella smazzulata al Venezia, perché al momento comunque ci poteva ancora stare, e poi il primo sberlone, ma davvero, devo essere sincero, non me l'aspettavo così. Il primo sberlone, ma proprio veramente giustificato, anche perché il Verona ha dominato quella partita del Napoli. Tutto il resto si è esaurito su 2-2, 0-0, 1-1, 1-1, 0-0 e via così. Mancano ancora 4 squadre che devono giocare stasera, che sarà lunedì, quindi per voi, Lecce, Atalanta e Juventus Como, però per ora è stato un inizio poco scoppiettante, diciamo, se vogliamo inserire in questo anche comunque il pareggio delle due milanesi, ovvero un Inter che pareggia in casa col Genoa, direi anche con ottimo merito del Genoa, e un Milan che recupera una partita praticamente perduta su uno 0-2 praticamente alla fine della partita, con un pareggio rocambolesco. Io davvero non so con quante coronarie me lo stiano dicendo i tifosi del Milan, tanto sostegno nei loro confronti, perché comunque cioè, campare così spesso e volentieri deve essere faticoso. Non che noi ce la passiamo veloci, però insomma. E così abbiamo fatto anche un piccolo recapino di come sta andando la Serie A in questo momento, ma concentriamoci su quello che è casa nostra, sul nostro buon amato Cagliari. Vi ricordo prima di tutto un po' di burocrazia: se avete piacere iscrivetevi al canale, sostenete il nostro progetto, mettete dei mi piace, commentate, condividiamo insieme un po' le opinioni calcistiche, siamo tutti quanti ben accetti qua dentro, di qualunque tifoseria facciate parte, perché si parla di calcio in rispetto, in passione, in educazione anche di tutti gli avversari, come è giusto che sia. Abbiamo poi anche TikTok e Instagram, se volete anche lì potete iscrivervi e condividere qualcosina, darmi qualche opinione, qualche commento, qualche idea, è tutto gratis, signori, a voi non costa niente, a me dà una grande mano. Detto ciò, abbiamo giocato con la Roma ieri, una Roma sicuramente pericolosa, perché fra tutte quelle che hanno cambiato panchina negli ultimi mesi è quella che dà l'impressione di essersi assestata meglio. De Rossi fomenta, ovviamente. La squadra non ha perduto grandi pezzi e comunque sta già lavorando con questo tecnico da un po', quindi in maniera ineluttabile era un cliente difficile con cui iniziare il campionato. Ci siamo presentati con, come è giusto che fosse, poi la nuova idea del nostro tecnico Nicola, quindi con una difesa a 3, un 3-5-2, con Scuffet ovviamente titolarone della nostra portieristica, Zappa, Vitesca e Luperto, con un Vitesca centrale e uno Zappa e Luperto che agiscono un po' come braccini di questo terzino difensivo, per un centrocampo invece molto corposo, che non
mi è dispiaciuto, devo essere sincero, quando l'ho visto in questo schieraggio. Azzi, Deiola, Prati, Marin e Augello, anche perché comunque sia stiamo lavorando in questo momento su un momento in cui Zortea fa un lavoro a parte negli ultimi allenamenti perché ha avuto già qualche piccolo problema fisico, ce lo potevamo aspettare, e Viola in più anche lui ha qualche noiettina fisica, però sembra che tutti e due dalla seconda giornata siano convocabili, quindi tolto tutto abbiamo schierato quello che è il meglio che abbiamo a disposizione. Non ho effettivamente condiviso l'idea, però anche lì è un'opinione proprio personale, perché poi a livello di allenamento, di stato fisico, bisogna, e Nicola sa come stanno i giocatori, avrei schierato uno dei nostri due granatieri, o Adopo o Macumbu. Però effettivamente ha voluto giocare con una squadra un pochino più frizzantina fin dal primo, perché comunque Deiola, Prati, Marini e Azzi danno sicuramente più, e anche Augello chiaramente, tutto questo quintetto di centrocampo, hanno più dinamismo rispetto a quello che non si ha dopo e che non si ha Macumbu. Quindi mi è piaciuta questa cattiveria messa in campo subito, questa voglia di far vedere che non si aveva paura, come è giusto che sia per l'altro canto, perché noi siamo qui per giocarcela, non per fare il tappetino della Serie A per le squadre più attrezzate di noi tecnicamente o economicamente. E davanti chiudiamo con Bello, veramente. Non vedevo l'ora di vederli ufficialmente, insomma, in una partita che non fosse un amichevole, anche la Coppa Italia va bene, però volevo vederli in Serie A finalmente dal primo minuto, Luvumbo Piccoli, che credo che oggettivamente, a meno di non volerci giocare poi a un certo punto quel bellissimo tridente che ci ha fomentato in Coppa Italia, sia effettivamente il meglio che abbiamo a disposizione a livello di velocità, di dinamismo, di tecnicismi anche, perché comunque sono quelli più in forma, a livello proprio di prospettiva, anche di miglioramento, perché comunque Luvumbo e Piccoli quando mi arrivano al 100% di forma fisica, ci vorrà ancora un paio di settimane evidentemente, sono quelli che possono fomentare di più l'attacco. Il nostro Pavoletti e la Padula, per limiti comunque di età, possono essere utilissimi in una questione di subentraggio, ma dal primo minuto, se non affiancati da uno di questi due giovanotti, creerebbero meno dinamismo. Bisogna accettarlo così, sono quelle fasi della vita di un attaccante. Comunque, ci presentiamo quindi incazzati e pronti. Questa nuova difesa 3, quindi abbiamo detto. Azzi sulla destra della linea di centrocampo e in avanti la nostra coppia Luvumbo e Piccoli. Parte così immediatamente questa bella partita con, vediamo subito gli appunti, allora, noi iniziamo subito bene, perché i primi palloni che tocchiamo fanno vedere quanto gira bene la palla nel nostro centrocampo. E a me è qualcosa che mi ha commosso, perché devo essere sincero, li ho visti proprio bene i ragazzi e abbiamo cominciato a pungere subito con coraggio la Roma. Abbiamo cominciato immediatamente nei primi minuti con qualche inserzione di Augello, c'è stato qualche bel approccio di Marini in avanti e quindi cominciamo a lanciare palloni in profondità. C'è ovviamente l'avanzamento di Luvumbo e di Piccoli che prendono questi palloni, fino a qua però la difesa della Roma è comunque un'ottima difesa, quindi succede che prendiamo un calcio d'angolo. Questo al quarto minuto, signori, se non sbaglio su un rimpallo dato da un'azione finita malamente di nostro Zito. Sul calcio d'angolo subito un bel corner con Vitesca che poi interviene immediatamente con un bello stacco di Vitesca. Devo essere sincero, se avesse buttato la palla alla prima di Serie A al quarto minuto nella porta della Roma, vi giuro che andavo in pellegrinaggio in qualche eremo sardo, lo prometto. E invece il destino non vuole così e quindi la palla leggermente alta, ma di poco. Si risveglia subito la Roma, partendo quindi da una bella palla inattiva, ma anche questa volta la nostra difesa è ben schierata e quindi su questo calcio di punizione ribattuto dall'altro lato, poco distante in realtà dalla nostra area, siamo ben schierati, quindi niente di pericoloso. Siamo molto solidi, nonostante la difesa 3 funziona bene perché c'è un arretramento costante nel caso di necessità,
ma proprio in linea perfetta di Augello e Azzi, che fanno una partita sontuosa in questa fase e che chiudono quindi lasciando pochissimo spazio di manovra ai giallorossi. Al 13° minuto Lovumbo parte di corsa, prova poi dalla distanza con un bel sinistro a giro, ma evidentemente il problema di Tito è sempre lo stesso. Non ha questa precisione, non ha questi tiri, ok? Qualche volta è capitato, sì, ma a volte manca di precisione. Quindi la precisione che ha nel mettere una palla in mezzo piuttosto quella che ha nel segnare non è direttamente proporzionale. Quindi io Zito davvero preferirei che mi fosse utilizzato quasi più come fomentatore di cross e di corner, non di corner, scusatemi, di assist, piuttosto che come finalizzatore personale. Perché tante volte sono palloni che poi per mancanza di precisione non riusciamo a concretizzare, quando magari servendola all'altra punta avremo più possibilità. Però ci sta il suo tentativo personale. Un quarto d'ora di gioco e c'è già stato quindi il fuoco, signori, il fuoco. Al 20° comincia a alzare un pochino la pressione della Roma, però non riesce mai a superare i nostri ultimi 25 metri e questo è un merito del nostro centrocampismo e della nostra difesa molto ben schierati. Ha fatto un lavoro, cioè, soprattutto da come li avevo visti nell'ultimo momento di Coppa Italia e anche negli ultimi amichevoli, hanno fatto proprio un tac mentale ai ragazzi, per cui davvero difensivamente niente da dire. Da tutte e due le parti sembra che ci sia un po' quello che ho visto anche intravedendole, non le ho viste tutte, vi ripeto, le altre partite che si sono giocate, un po' di contrattura, nel senso, nell'azione delle squadre. Si parte magari col fuoco i primi minuti e poi, scusate, ci si perde un attimo a livello di intensità. Quindi non ci sono grosse opportunità, ci sono molte buone manovre da parte nostra di controllo, che portano poi a scontrarsi con dei giallorossi che oggettivamente sono molto più opachi di quello che ci ricordavamo dalla fine del campionato scorso, quindi bene per noi. Fino al 29° quando Scuffè non fa una puttanata, perché con i piedi, per poco, quando blocca una palla coi piedi, non liscia clamorosamente, il pallone stava per finire in gol. Fortunatamente con un guizzo alla uomo ragno riesce a salvare sulla linea di porta. Devo essere sincero, ho avuto un momento dove c'era la bestemmia che stava già scalciando dietro gli incisivi anteriori e inferiori, superiori e inferiori. Al 34° Pellegrini riceve un appoggio dall'esterno, prova di prima un bel tiro di fuori area, ma la nostra difesa è subito ben schierata, quindi ribattute di nuovo. C'è un equilibrio in campo davvero bello, che si gioca tutto tra la tre quarti nostra e la tre quarti loro, senza quasi praticamente impensierire nessuno dei due portieri. Questo dura fino al 41° quando è Marin a diventare pericoloso con Svilar che respinge con i pugni un ottimo mancino dai 25 metri del nostro potente centrocampista. Mi è piaciuta questa sua iniziativa, forse anche dettata da un po' di necessità, insomma, del fatto che oggettivamente non avevamo l'input ad andare troppo in avanti, forse fomentati da tenere questa partita in controllo, stavamo tenendo un guinzaglio bello stretto alla Roma. Marin prova questo tiro un po' velleitario, che è molto potente, molto bello, ma molto centrale, e Svilar con quel suo lavoro lo sa fare, quindi niente di che. Arriviamo poi al 45° quando ci prova alla fine Piccoli che arrivato su un bel pallone poco fuori area di destro va sul primo palo, ma la palla finisce di poco fuori, anche qui. Il Cagliari meglio di la Roma in questo primo tempo, molto più pericoloso nei primi minuti, ben organizzato, con un paio di tentativi, anche se non pericolosissimi, comunque ben fatti. La Roma invece è molto meno efficace di noi, secondo me, negli ultimi 25 metri, quindi un primo tempo che è chiuso sicuramente, almeno per quanto possa sembrare di parte, a nostro favore. Dopodiché ricominciamo quindi con un secondo tempo tolto tutto, ben organizzato, dove non ci sono grossi cambi, dove la Roma riparte un po' meglio con Soulé che praticamente su una
respinta dalla nostra difesa, prova di controbalzo cercando il primo palo, ma Scuffete si allunga bene, ben preso, ben sul pezzo. Soprattutto è pericoloso per i portieri quando son partite del genere, perché avendo poca interazione nell'azione, perché non ci sono rischi quasi di, perdere un po' di lucidità, e quindi alla prima palla buona che t'arriva contro, magari non hai i riflessi al 100% prontissimi, perché comunque hai quasi cazzeggiato, diciamolo un po', i quei primi 45 minuti. Invece son contento che, soprattutto dopo l'intervallo, si sia trovato prontissimo il nostro buon Scuffet, quindi mette in angolo. Ci riprova poi subito la Roma, che arriva un pochino più cattiva rispetto a come ha finito il primo tempo. Zalewski che prova a centrarsi sul un bel tentativo di destra sul palo più lontano, anche qua la palla fuori di poco, e Scuffet qua secondo me sarebbe stato battuto, però nei fatti nulla di che. Ripartiamo quindi con un ritmo più alto, la Roma leggermente più pressante di noi, prova ad andare più in profondità. Pellegrini di nuovo pericoloso, fortunatamente per noi sprecone, servito da un bel rasoterra dalla sinistra da Zalewski, approfitta di un velo fatto da Dobrik per calciare da un'ottima posizione, ma anche qui molto centrale fortunatamente per noi il tiro, e Scuffetta è sempre pronto. A fine arriviamo quindi al 58esimo con un bell'intercetto del pallone, d un passaggio molto lento della Roma di Piccoli che dal centrocampo, che si fa 25 metri di cattiveria praticamente, dove prova con un bell'interno destro, però è molto, poco preciso in questo caso, bisogna ammetterlo, forse ha avuto un po' troppa fretta, comunque la difesa della Roma era lì addosso, quindi forse preso dalla pressa di non perdere questo pallone, e non preso anche dal fatto che comunque non era stato subito accompagnato dai suoi, nonostante se avesse guardato sul suo lato avrebbe visto Lugumbo che era già pronto, però ha voluto provare la sua conclusione personale, ci sta anche in questo caso. Forse 2 righine, ma impercettibili per poi come è andata a finire, quindi uno se la prende poco, però forse 2 file di protagonismo da parte delle nostre 2 punte, che hanno non sprecato, però, qualche passaggio in più fra di loro forse avrebbe creato più pericoli. Però alla fine, se sei un attaccante, ti senti di voler fare un tiro in porta dai 25, è il tuo mestiere, quindi alla fine dei conti ci può stare. Però forse ci vorrebbe un pochino più di pragmatismo in certi momenti, dove servendo magari il compagno, ti rendi conto che può avere una chance più pericolosa di quello che ti giochi tu. Però va bene lo stesso. Al 59esimo, un minuto dopo quindi l'intercetto di Piccoli col suo tiro dai 25 metri, Marin prova un'acrobazia in area perché si sentiva di volerla provare, ma anche qua niente di serio, perché oggettivamente lo specchio della porta è molto, lontano. La partita quindi procede abbastanza pacatamente, tolto tutto, niente da eccepire. Non è una brutta partita, però, siamo in un momento in cui oggettivamente è una partita un po' noiosetta in alcuni momenti da vedere. Non che sia brutta, però oggettivamente lo vedi che le squadre sono ancora un po' in vacanza, okay? Arriviamo quindi a un 63esimo dove c'è un bel calcio di punizione battuto sulla sinistra, da parte della Roma, a favore della Roma, con Cristante che si rende un po' pericoloso, ma fortunatamente la conclusione è larga. Cominciano i cambi poi anche da parte nostra, aveva già cambiato qualcosina De Rossi, ma Nicola risponde con, l'uscita di Luvumbo e di Prati per far entrare Pavoletti a dopo, siamo al 72esimo. Ci può stare, Pavoletti io lo giocherei esattamente in questo momento come lo gioca lui. A volte il nostro Claudione Ranieri lo faceva entrare forse un paio di minuti di ritardo, di troppo. Al 72esimo secondo me è perfetto, al 70esimo è perfetto. In quella fascia di partita dove mancano ancora 20 minuti, il Pavo ha tutta la possibilità di ingranare bene fisicamente e, se necessario, di giocare quei colpi che molto spesso ci svoltano le partite. Farlo entrare troppo prima significa consumarlo fisicamente, e farlo entrare troppo dopo può essere non dargli un tempo per innescare insomma quelle magie che ogni tanto riesce. Quindi anche a livello di cambi niente da dire. Ci sta l'uscita di Prati un pochino più affaticato, rispetto a Marin, rispetto ad Azi e Augello.
l'ho visto un pochino più opaco, buona partita sicuramente da parte sua, ma ha fatto tanti, tanti chilometri di interdizione perché il grosso di 'sta partita si è giocato nel centrocampo, quindi ci stava a dare spazio a qualcosa di più fisico come a dopo. E Luvumbo oggettivamente, a parte qualche guizzo, anche lui ha ancora un po' da riprendere dal punto di vista fisico. Gli scatti ci son stati, ma è poco lucido su certe cose, pochi passaggi ben fatti e i tentativi in porta sono stati non più di un paio in tutta la partita fino a quel momento, quindi ci sta dare un'occasione a chi ha sempre fame di gol invece come Pavoletti. Entriamo quindi in ultimo quarto d'ora finale, la Roma che si gioca tutto, quindi davanti a questo punto, facendo entrare tutto quello che ha di buono lì davanti, prova a colpire la nostra difesa e il Cagliari è sempre pronto sulle ripartenze. Ci prova Mancini che sale sui 20 metri praticamente, arriva fino all'area, incrocia il limite, ma fortunatamente la palla è a lato. All'80° rischiamo malamente, Dybala prova di destro in area di rigore, crossando e rientrando per un bel colpo di testa ravvicinato di Dobric, che però fortunatamente per noi si stampa sulla traversa. Bilanciamo subito questo pericolo appena subito con un nostro buon Marin che prende la mira dal limite dell'area, calcio a giro, Svillar tocca la palla, sbatte sulla traversa e quindi abbiamo pareggiato questo conto di traverse, quindi mi piace, non abbiamo avuto paura di niente in questa partita. Ci riprova ancora Dobric, molto pericoloso, sempre lui praticamente in questa partita è stato il più pericoloso secondo me della Roma. Ci siamo un attimo scoperti, la Roma non ne approfitta per pochissimo, Dobric calcia da fuori, Scuffede respinge, sulla ribattuta arriva Pellegrini che la butta dentro, io lì il bestemmione l'avevo tirato brutalmente, ve lo dico sinceramente, mia moglie è uguale. Fortunatamente però mi ero accorto che era probabilmente in fuorigioco e ne ho avuto conferma pochi secondi dopo, quando effettivamente così è stato. De Iola poi sull'84° si prende il primo gol della stagione facendo un fallo su Dybala, oggettivamente in ritardo ma anche necessario. All'86° entra la Padula per Piccoli, ci stava, anche se mi dispiace vedere entrare la Padula all'86°, però non so in questa partita quanto avrebbe potuto fare a livello fisico. Ci prova alla fine De Rossi buttando tutto quello che ha ancora dentro di attacco, Abraham ed El Shaarawy per Dobric e Soulé, ma niente da fare. Alla fine, al 92°, fino al 92° quando ci sarebbe stato il miracolo, sarebbe stato clamoroso, Pavoletti al 92°, contropiede del Cagliari, con conclusione al limite dell'area, il Pavo, per poco ci ho creduto, devo essere sincero, sarebbe stato clamoroso, la conferma di tutto ciò che diciamo sempre, che è decisivo negli ultimi 15 minuti come subentrato, ma si spreca purtroppo, anche a lui capita, a lui però è concesso tutto, sinceramente può fare quello che vuole. Conclusione al limite dell'area, calciata fuori. E si conclude quindi al 92° questa partita, una partita che, devo essere sincero, mi è piaciuta molto. Mi ha tolto, considerando allora, facciamo un discorso con calma. Consideriamo che è la prima partita di campionato, quindi abbiamo contro, con chiunque avessimo giocato, delle squadre che tendenzialmente o di testa o di fisico non sono ancora al 100%. Poi, per carità, io ripeto, non le ho viste tutte, non so se siano tutte così, se siano state tutte così le partite di questa prima giornata di Serie A, però tendenzialmente tutti, ma anche noi, non siamo proprio ancora al 100% di forma psicologica e fisica. Però, nonostante tutto, quindi diciamo, avendo giocato con una Roma sicuramente non al top ancora, però di contraltare anche noi non siamo perfettamente al top, anche perché mancava ancora qualche buon titolare da recuperare in difesa, vedi Mina, c'era uno Zortea di meno già lì, Viola anche lui è fuori. Comunque abbiamo recuperato alcuni giocatori da pochissimo, quindi c'è ancora un po' di lavoro da fare. Piccoli ancora lo vedi che non ha, per quanto sia stato dentro quasi 90 minuti, non li ha nelle gambe, perché io l'avrei fatto uscire quasi qualche minutino prima, perché lo vedevi che era stanco. Luvumbo ancora non è lucidissimo, quindi abbiamo comunque tutte quante le squadre di Serie A ancora un momento di assestamento. Però mi ha tolto molte delle preoccupazioni preventive che, se avete seguito i video del precampionato, avevo sulla difesa 3.
Abbiamo giocato con una Roma che ha tre quarti del suo potenziale? Sì, come noi però d'altro canto lo siamo, però abbiamo tenuto bene. Se questa è la difesa 3 che mi vuole schierare Nicola, per di più con Vitesca come polo centrale, però la dimostrazione di quello che vi dicevo, cioè che se lo circondiamo Vitesca o Azidiakos di due braccini molto efficaci, anche lui riesce a tenere botta e quindi anche in assenza di l'altro grande titolare che può essere Mina o Palomino quando lo recupereremo, presumo che insomma prenderà poi quel posto, riusciamo comunque ad avere una buona difesa che regge perché abbiamo poi i bracci le ali insomma di questo centrocampo a 5 che indietreggiano. Hanno fatto un ottimo lavoro interdittivo, Augello e Azzi. Il mio dubbio, quello che resta e che avevo effettivamente su questa difesa è che se avesse retto la difesa e così è stato, perché comunque la Roma è stata pericolosa in alcuni momenti, avremmo perso forse qualcosina in avanti, perché oggettivamente tu il centrocampo a 5 molto spesso in questa partita è diventato poi un centrocampo a 3, dove praticamente raddoppiavi ancora di più la difesa, perché sono stati molto più portati indietro Augello e Azzi piuttosto che in avanti, e quindi hai inesorabilmente un po' impoverito il loro apporto in avanti, perché comunque sia è impensabile che facciano 190 km andare dalla nostra linea di fondo fino alla linea di fondo avversaria per creare cross per le punte, perché altrimenti fanno tre partite così, poi si spaccano qualcosa e ciaone al centrocampo a 5. Difensivamente quindi abbiamo retto bene. Voi direte, stai per arrivare al solito punto, quindi dove dici che poi il problema è l'attacco e il fomentare gol. In realtà, per quanto questa preoccupazione ci possa essere, sono talmente soddisfatto di quello che ha fatto a livello difensivo, a livello tattico, tecnico, Nicola, che la cosa in questo momento mi interessa di meno, perché abbiamo avuto una difesa che quindi è pienamente sufficiente. Assolutamente. Il portiere Scuffet ha fatto una mezza cavolata che poi ha riparato subito, quindi niente da dire, va bene, ci sta, un po' di scarsa lucidità ci può stare in quel momento. Quando è stato però chiamato in causa, pronto, con bei riflessi, ha parato due o tre bei palloni pericolosi, quindi niente da dire. Quindi tutti promossi. Centrocampo, tutto sufficiente, tutto promosso. Augello e Azzi sontuosi in lavoro interdittivo e comunque di tanta legna, tanti chilometri sulle gambe. Idem da dire Prati e ovviamente Marin, cattivi, efficaci, quando è entrata dopo anche mi è piaciuto, molto ben giocata e hanno fatto ottimo collante con la parte avanzata, perché tutti i palloni che sono arrivati a Luvumbo e a Piccoli in questa partita, qualche pallone è andato a riprendere solo Piccoli, anche è vero, ed ha fatto bene, mi piace questo da parte di un attaccante, ma sono stati fomentati dal nostro centrocampo. Hanno fatto bene tutti quanti, quindi c'è mancata un po' di precisione, un po' di lucidità da parte proprio, ma quello è a livello ancora di forma fisica, di Luvumbo e di Piccoli e anche di Pavoletti, lo vedi che non siamo ancora al 100% perché anche il Pavo, quella palla che poi sta per buttarmi dentro al 90°, è proprio roba sua di solito e non riesce perché per scarsa lucidità, quella poca precisione, ma siamo stati pericolosi il giusto. A me non serve che tirino 50 palle contro la porta avversaria e la imbrocchino mai. Preferisco che facciano 4, 5, 6 azioni ben fatte come in questa partita. Poi ripeto, ci sta la mancanza di precisione perché è la prima di campionato, ma questo è il tipo di gioco che mi aspetto io. Una difesa che si copre benissimo, come abbiamo fatto oggi, un centrocampo solido che poi foraggia al giusto i nostri attaccanti e in quelle 3-4 occasioni siamo stati pericolosi, con una Roma che comunque non è per nulla l'ultima della classe, che ha una buona difesa, che ha un ottimo portiere e che abbiamo comunque impensierito in certi momenti. Soprattutto i primi minuti della partita ce la siamo giocata noi, bisogna essere onesti. E anche nell'ultimo quarto d'ora, sebbene i rischi più grossi li abbiamo avuti, siamo stati molto pericolosi. Quindi tutta la squadra è pienamente sufficiente. Ci vuole ancora un po' di lavoro fisico, sicuramente, e un po' di lavoro proprio a livello psicologico, devono ancora proprio entrare nel mood, però
Se dopo la prima partita di campionato, non giocata sicuramente contro l'ultima della classe, ripeto, ci portiamo a casa un bel punticino e oggettivamente le nostre dirette avversarie, diciamo, in questa corsa per la salvezza che è già iniziata, signori, perché noi dobbiamo concepirla come ogni punto prezioso da mettere via per garantirci una sussistenza serena in Serie A. I nostri diretti avversari, in questo caso saranno plausibilmente il Venezia, il Como, il Lecce, penso anche l'Empoli e l'Udinese, il Parma, però Parma, Udinese e Empoli hanno pareggiato come noi, però ad esempio il Como deve ancora giocare, vedremo, il Lecce anche, già il Venezia una partita l'ha persa, quindi siamo già di un punto di vantaggio rispetto a quello che può essere a tutti gli effetti un nostro avversario. È stata quindi un'ottima partita di esordio, secondo me. Certo, avrebbe fatto piacere portarsi a casa qualcosina di più, ma oggettivamente non mi va di fomentare meriti in più che magari non avevamo. È andata bene così e mi va bene così. Adesso dobbiamo giocarci la prossima settimana una partita con il Como che a tutti gli effetti è già un ottimo, un ottimo palcoscenico dove vedere con chi ci combatteremo la nostra plausibile zona di classifica. Poi se finiamo molto avanti io sono ben che contento, però bisogna essere realisti al momento attuale. Non dobbiamo farci impensierire dal fatto che col Como in amichevole abbiamo perso malamente, perché le amichevoli sono una cosa e il campionato è un'altra. E noi diamo sempre il meglio, il sangue all'interno delle partite importanti in campionato, quindi dobbiamo andare lì incazzati, coraggiosi e cattivi come sempre. Per adesso io direi che è tutto quanto, non mi è dispiaciuta per niente la squadra, anzi ottimi punti a favore di Nicola e ottimi punti a favore di ognuno dei nostri giocatori, subentrati compresi. Spero che sia stato un bell'inizio, sono contentissimo di essere di nuovo qui con voi per la nostra seconda stagione di fila a parlare di calcio, a parlare di Cagliari. Se vi è piaciuto ascoltare quello che abbiamo detto, mettete un mi piace, un commento, signori, iscrivetevi al canale, tutto gratis, non vi costa nulla. Vi ricordo che abbiamo anche Instagram e TikTok. Vi ringrazio per l'ascolto. Io sono Franco Nusinas, sempre Forza Cagliari. Ciao a tutti e aio!